Benvenuti a tutti amici di mattoscacco.com. Volete dare scaccomatto in poche mosse? Allora seguite questo video fino alla fine perché vi farò vedere in ordine crescente di mosse una serie di scacchi matti, quindi dai matti in 2 mosse, matti in 3 mosse, fino ad arrivare ai matti in 6 mosse. Avanti tutta! Allora, questo è il matto cosiddetto dello scolaro che può fare il nero in 2 mosse che si ottiene dopo questa successione di mosse, apertura F3 oppure anche F4 va bene. E 5, sappiamo che 5 va bene per aprire le diagonali a questi pezzi. G4 e ora guarda che sorpresina che c'è. Donna H4. Sono passate solo 2 mosse dall'inizio. Vediamo. Questa conta come una mossa, quindi una mossa del bianco, una del nero conta come una sola mossa. Ora questa è l'altra semimossa, seconda mossa completata. Scacco matto. Matto dello scolaro. Avanti tutta. Adesso quest'altro altrettanto famoso, però poco conosciuto, è una sorta di matto del barbiere un po' più un po' più rivisitato. E4 E5 donna H5. Noi sappiamo che questa donna H5 è molto fastidiosa perché punta su F7, il nostro obiettivo, ma silenziosamente punta anche su E5. Quindi se uno vuole iniziare subito a dar noia alla nostra donna, possono esserci delle complicazioni. Se per esempio, non so per quale motivo, ma il nero dovesse mai giocare per sbaglio re in E7, c'è subito il matto. Donna per E5, scacco matto. E siamo solo alla terza mossa, rivediamo. Prima mossa, seconda mossa, terza mossa, finita, chiusa, basta. Chiaramente qui la risposta corretta è cavallo C6. Andiamo avanti a vedere veramente il nostro matto del barbiere. E4, E5, donna H5, cavallo C6, alfiere C4 e si crea appunto questo attacco silenzioso, no, mica tanto silenzioso, proprio ben visibile. Se però il nero ora dovesse giocare donna F6 con l'intento di andare a minacciare questa donna, la donna semplicemente può andare in F7 e dare così scacco matto alla quarta mossa. Ti faccio vedere altre varianti del matto del barbiere. A qualcuno piace anziché mettere la donna in H5 piace mettere in F3. Il problema è che è un pochettino più difficile dare matto con la donna in F3 perché basta un semplice cavallo in F6 che ti toglie questo attacco frontale. Allora se il nero gioca ancora in modo sbadato riesci comunque a dare matto in F7, ma se il nero per sbaglio tira fuori quel cavallo sei un po' fregato. Per questa ragione, diciamo, conviene, se si vuole giocare il matto del barbiere, mettere subito la donna in H5, così se vuoi tirare subito fuori questo cavallo, perdi il pedone centrale. Se invece vuoi tirarlo fuori dopo quel cavallo, non fai in tempo perché ti prendi il matto. Avanti tutta. Andiamo ora a vedere queste combinazioni invece da 6 mosse, matti in 6 mosse. E4, C6, difesa Caro-Can, D4, D5, cavallo C3, continuazione classica, cavallo per E4, cavallo per D7. Ecco, queste mosse di cavallo che tappano subito un po' tutto il tuo esercito sono sempre un preludio a un grave danno. Donna in E2, guarda questa donna si è messa sulla stessa colonna del re avversario. Cavallo in G va in F6, cavallo di 6 scaccomatto. Perché scaccomatto? Perché questo pedone non può catturare il cavallo poiché è inchiodato. Se questo pedone si muove c'è la nostra donna a tiro del re avversario, quindi è una mossa illegale negli scacchi, non si può fare, dunque è scaccomatto. Siamo solo alla sesta mossa, rivediamole. Prima mossa, seconda mossa, terza mossa, quarta mossa completata, quinta mossa completata e all'inizio della sesta mossa scacco matto. Andiamo a vedere anche quest'altro matto che avviene all'interno della difesa olandese, una difesa che io odio, odio totalmente,
che spesso dà via anche alla Stonewall, difesa che odio ancora di più. D4 F5, alfiere G5, poiché in questa difesa al 99,99% il nero giocherà cavallo F6, quindi l'idea del bianco è dire ma io ti metto il cavallo G5 così se metti il cavallo addirittura posso anche crearti un'impedonatura, tipo una roba di questo tipo, e ti ritrovi con due pedoni doppiati. Poi probabilmente sì, no, sì, sarà un po' difficile di difendere questo pedone, però l'idea è questa. Ora che cosa viene spontaneo fare al nero? Viene spontaneo giocare H6, così in modo da scacciare via questo alfiere. La risposta che qui si può giocare alfiere F4, ma la risposta che più mi piace a me è alfiere in H4. Tu dici, cavoli, ma così però vai ad intrappolare l'alfiere. In effetti ho l'alfiere intrappolato, ma ingenuo, hai spinto tutti i pedoni su case nere, ti si sono indebolite tutte le case bianche e ora E3 per liberare la diagonale della mia donna. Se proprio vuoi papparti il mio alfiere, ti becchi il matto in H5 e il re non sa più dove andare. Rivediamo la successione delle mosse fatte bene. Prima mossa, seconda mossa completata, terza mossa completata, quarta mossa, quinta mossa e sull'inizio della sesta ti becchi il matto. Vediamoci quest'ultimo matto, sempre in 6 mosse, via apertura di donna. Spesso le partite con apertura di donna danno via a partite diciamo più chiuse, invece si può dare matto in poche mosse anche così. Cavallo F6, cavallo D2, ancora una volta questo cavallo che tappa subito così tutto il tuo esercito. Mm, e infatti il nero adesso ne approfitta. E5, gambetto, dai in sacrificio il pedone centrale, mi minacci il cavallo che si deve spostare. Questo cavallo è molto minaccioso, vorrà fare qualcosa. H3 per scacciare via questo cavallo e qui perdi la partita perché c'è cavallo in E3. Ora il cavallo minaccia la donna non può spostarsi da nessuna parte, se non vuoi perdere la donna devi catturare il cavallo. Peccato che c'è ancora questa diagonale debole. Donna H4, unica tua difesa temporanea è G3 e catturando su G3 c'è lo scacco matto. Quindi, morale della favola, non mettete subito il cavallo davanti alla donna, se è possibile. Oddio, si fa le aperture, ma bisogna farlo con criterio. Bene, spero che questo video simpatico ti sia piaciuto. Come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!